massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro malgrado lo sciopero della fame intrapreso, in città proprio gli anarchici imbrattano i muri del centro per chiederne la liberazione, prese di mira via Ortazzo e Calle del Podestà. Mi hanno colpito soprattutto per arroganza e maleducazione e mancanza di rispetto nei confronti della comunità trevigiana. Ovviamente adesso provvederemo a sistemare questi imbrattamenti e io spero che attraverso le videocamere di sorveglianza si possa anche stabilire chi è stato l'autore di queste scritte, perché è giusto che chi fa questi gesti, indipendentemente dal processo o no, poi venga responsabilizzato e paghi i danni. Sul piano politico è ancora fresca la ferita causata dall'attentato alla sede provinciale della Lega Trevigiana al K3 di Villorba nell'agosto del 2018, per la quale è stato condannato a 28 anni di reclusione l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernández. Il secondo ordigno lasciato sul pianerottolo esterno avrebbe potuto ferire chiunque fosse uscito sulla scala d'emergenza e tra i militanti presenti quella sera a una riunione c'era l'assessore trevigiano Alessandro Manera. Secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini, perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave o comunque è stato una coabitazione esterna che non è mai piaciuta e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone.